pannoloni che appunto forniva, che dispensava gratuitamente ai portatori di handicap e agli anziani, e da oggi appunto ne fornirà soltanto 3. Con il Presidente del Parlamento friulano, Gianni Sartor, appunto gli chiediamo se era proprio necessario tagliare appunto questo capitolo di spesa, se era così indispensabile e corposo. Ma guarda, io ormai non ho più parole, non so più come definire questa situazione, anche perché sinceramente mi sono informato, un pacco di questi pannoloni per anziani incontinenti e per portatori di handicap costa 35 euro, ci sono 30 pannoloni, quindi immaginate voi la spesa. Allora chiaramente dovranno contenersi di non appunto usufruire più di 3 perché la Regione ha deciso così. Poi magari trovano i soldi per piazzare i clandestini in albergo, per i 40 euro per le cose, quelle associazioni pseudo umanitarie, qui ci metto anche la Caritas, che fanno cassa e guadagni sulle spalle di questi disperati che arrivano, però si taglia appunto si tagliano le risorse per coloro che pagano le tasse, perché poi alla fine l'anziano che abita da solo, magari in una casa grande con l'IMU da pagare, deve pagarla lo stesso, lo Stato li vuole quei soldi lì. Allora, come Parlamento friulano voi siete corsi al... Beh, noi la solita goccia nel mare, abbiamo recuperato tramite Alberto Conchin 900 pannoloni e ne abbiamo recuperati altri 1000, e anzi facciamo un appello alla gente che ci contatti su Facebook nella pagina di Parlamento Furlan. Domenica mattina, fra le altre cose, ci troveremo per cercare di istituire un conto corrente, l'avevo già preannunciato tempo fa, per appunto aiutare le persone in difficoltà, e domenica... I nostri friulani che stanno pagando le tasse, che hanno lavorato, che hanno voluto comunque da lontano portare i soldi per far grande la regione, si trovano oggi. Cioè non è che uno è un'umiliazione continua. Non è che uno usa il pannolone per ridere, sì, no, vuol dire che c'è una necessità da 6 a 3. E mandiamo quella gente in albergo a 4 stelle e addirittura facciamo i piatti diversi perché non vogliono mangiare della serie Tignei Dur. Quante sberle, quante sberle. Grazie a Gianni Sartor, Presidente del Parlamento friulano. Andiamo in Veneto, dai.